La signora Sindaco di Cividale ha in mano un paio di forbici con le quali taglierà il nastro tricolore il giorno in cui ci sarà l'inaugurazione di Mittelfest 2025. Ma queste forbici sono per tagliare anche un tabù, però dovevano essere adeguate anche al mancino, come la nostra sindaco è, non soltanto per coloro che utilizzano la destra come mano di riferimento. Quindi bisogna dire a Giacomo Pedini che bisogna pensare anche ai mancini, altrimenti rimane un tabù, è vero? Bravo, esatto, appunto, perché altrimenti rimane un tabù, però veramente queste forbici danno anche un messaggio ulteriore, è quello bellissimo che ha detto la nostra Presidente, la Presidente del Mittelfest: ritagliatevi del tempo per venire a Mittelfest, e saranno veramente dei 10 giorni meravigliosi, un Mittelfest che è ricco di occasioni per tutti, ed è quello il bello dello spettacolo, della musica, del teatro, della danza, del circo, gli acrobati e tutto quello che in città Giacomo Pedini riesce a creare in occasione del Mittelfest. Con Cristina Mattiussi, con la Presidente, Sindaco, abbiamo parlato della preziosità di questa perla Cividale del Friuli. Lo diciamo noi che non siamo di Cividale, quindi tocca dirlo anche a lei che è il sindaco di Cividale. Ma io dico, l'ho detto anche in conferenza stampa, che per me la regione Friuli Venezia Giulia è un grande gioiello, Cividale è un piccolo gioiello all'interno del grande gioiello della regione Friuli Venezia Giulia, e proprio la regione Friuli Venezia Giulia ha scelto questo piccolo gioiello per poter creare questo incontro di tutte le popolazioni in Cividale, quale espressione di voler stare insieme, di voler creare veramente un'amicizia Friuli Venezia Giulia con il resto del mondo in Cividale del Friuli. 18-27 luglio, appuntatevi. Senz'altro, vi aspettiamo.